Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati, e questa è l'ultima partita del Basket Day di Serie C regionale 2014-2015. In campo la Trevisan Latisana in maglia bianca contro la Ferroluce Romance in maglia blu. Primo canestro a segno per la Trevisan Latisana con la tripla. Andiamo a vedere i quintetti sul parquet. La Tisana è in campo con il numero 5 Mattia Galli, il numero 13 Joensi Cruz, che va a commettere fallo in questa circostanza regalando potenziale gioco da 3 punti. Il numero 4 della Trevisan è Rubin, il numero 8 è Mauro Maran, completa il quintetto latisanese il numero 9 Giovanni Infanti, fratello di quell'Alessandro che ha appena firmato con Montichiari per la Serie B maschile. La Ferroluce Romance in campo invece con il numero 15 Giulio Valentinuz, il numero 13 Sasha Mucic, il numero 6 Marco Gaggioli, il numero 7 Marco Gaggioli, il numero 6 Filippo Franz e il numero 8 Giovanni Music. Per cui già prevedo che avrà un po' di difficoltà tra Music e Mucic. Chiedo già scusa in anticipo ai miei ascoltatori e soprattutto ai diretti interessati. Gli arbitri sono i signori Sagues e Keinic di Trieste. E Infanti realizza il tiro libero. Che manda avanti di 3 la Trevisan Latisana, 5-2 il punteggio, mentre Music va a... anzi Franz va a depositare il layup del -1 per i suoi. Infatti c'era una mezza infrazione di passi lì. Mentre Cruz serve Franzon sulla corsa, vale il canestro di Franzon col fallo di Music. No, non vale il canestro, invece c'è solo la rimessa in zona d'attacco per la Trevisan. Vi ricordo che gli allenatori sono coach Zucco per parte Romance e coach Juric per parte Latisana. E soprattutto vi ricordo gli assenti, che nel Romance di Zonzo sono Zemolin, che si è praticamente disintegrato tutto quello che c'era da rompersi nella gamba tra tibia e perone. In bocca al lupo a Zemolin per un pronto ritorno sul parquet. Sarà lunga, ma ti vogliamo rivedere in campo. Mentre e manca anche Nanuto, ovviamente squalificato nella Ferroluce Romance, squalificato per i fatti con la Goriziana della passata stagione. Mentre nella Trevisan Latisana mancano Faloppa, che ha un problema alla caviglia ma dovrebbe essere in recupero nelle prossime settimane, e manca Giorgio Carnielutti, che ha un problema al ginocchio da valutare. Siamo in attesa dei responsi medici. Chiaramente in bocca al lupo a tutti gli infortunati per un pronto rientro in campo. Anche per Giorgio Carnielutti vale la stessa cosa che abbiamo detto per Zemolin. Gaggioli gioca a 2 con Valentinuz, la palla arriva a Music nell'angolo, passo e passaggio di Music per la tripla aperta di Gaggioli, tripla frontale sbagliata. Galli che per questa categoria è sostanzialmente una specie di UFO planato sulla Tisana. Mi ricordo bel passaggio di Cruz per Infanti, che aveva il piede sulla linea dei 6,75. Sbaglia Infanti, è già dall'altra parte Gaggioli, serve Mucic, franco bollato fallosamente da Cruz. Mi ricordo che qualche anno fa Mattia Galli, quando giocava negli under 19 del sistema basket Pordenone, attirò l'attenzione niente po' di meno che della Virtus Bologna di Giordano Consolini, che lo seguiva con l'obiettivo di portarlo alla Virtus. Era anche nel giro della nazionale giovanile Mattia Galli. Adesso si è un po' bloccato la sua crescita, ma la Tisana può essere un buon posto, un ottimo ambiente per provare a fare un salto di qualità. Mattia Galli, che è un ritorno peraltro, perché aveva già giocato la Tisana qualche stagione fa,
alla corte del presidente Pettillo, dove so che tutti tornano ben volentieri. E dato che ci sono, prima che la partita prenda quota, disturbo di nuovo Carlo Alberto Sinisi, che è qui a fianco a me, per chiedergli cosa pensa di Latisana e di Romanzi Sonzo, quali sono le potenzialità delle due squadre, dove possono arrivare. Latisana ha fatto grandi acquisti, però ha cambiato tantissimo, quindi secondo me pagherà le conseguenze di questo almeno all'inizio, perché non esiste che la squadra si amalgami così dall'oggi al domani. La Ferroluce ha inserito Nanut, che se dovesse mettere la testa a posto, ma come ho già scritto, un 6 grande come l'Himalaya potrebbe fare la differenza. Infrazione di passi, quindi vanificato il canestro di Music. Mattia Galli gioca da playmaker. Questa categoria può difendere su 5 tipi di giocatori diversi. Galli, che è alto ben più di 1,95, può diventare un mismatch per qualsiasi tipo di avversario. Scarica dietro l'arco dei 6,75 per lo specialista principe di questa categoria, Mauro Maran, che piazza la tripletta del più 4 della Trevisan. 8-4 punteggio, 6 minuti e mezzo da giocare nel primo quarto. Mucic lotta a rimbalzo contro Cruz e Mucic sta diventando un problema abbastanza serio per Jonesy Cruz, che commette su di lui il terzo fallo personale. C'è un time out chiesto da Juric, che prova a protestare. Cruz nervosissimo. Proprio Carnielutti è lì in panchina, prova a calmare anche Jonesy Cruz. Cruz sulla rimessa di Moschioni va a depositare un ottimo canestro da sotto. 10-5 punteggio per la Trevisan sulla Ferroluce. Qui la palla aveva toccato la struttura superiore. Infatti Cruz aveva anche smesso di pensare al rimbalzo. Tutto regolare invece secondo gli arbitri. Protesta ancora Juric, che è già altro che in forma campionato, sta già, infatti prende un tecnico Andrea Juric, che è andato dall'arbitro a dire: ma ti svegli? Infatti i suoi giocatori provano a calmarlo, a tranquillizzarlo, e c'è lì Maran nella zona delle operazioni. Juric si siede, tecnico quindi a fallo tecnico Andrea Juric. D'altronde non puoi pensare di chiedere all'arbitro: oi, ti svegli, senza che l'arbitro prenda provvedimenti. Quindi ci sarà rimesso, dunque un tiro libero per Marco Gazzoli e poi la rimessa per la Ferroluce Romance. che amministra la situazione con Filippo Franz nella Ferroluce. Il quintetto è formato da Music, Franz, Mucic, Valentinuz e Gazzoli. La Trevisan Latisana invece è in campo con Mauro Maran, Moschioni, Cruz, Galli e Infanti. Valentinuz, Mucic,
Dell'Alia, ma la palla arriva comunque a Gazzoli, che prova l'iniziativa individuale, veleggia Gazzoli, ma è Galli a recuperare il rimbalzo sull'errore del numero 7 romanese. Galli in acrobazia a realizzare il canestro del +4 per la Trevisan, 12-8. Cinque minuti e 5 secondi al termine di questo primo quarto. Trevisan che è di nuovo in attacco. La Ferroluce, che ovviamente priva di Nanut, ha un talento offensivo non certamente a livello di quello pensato per la formazione del presidente Caligaris in sede di mercato, e d'altronde togli Nanut a una squadra di Serie C, togli almeno metà del potenziale offensivo, anche perché Nanut non solo realizza ma fa segnare soprattutto e crea pallacanestro per gli altri, quindi Ferroluce costruita per valersi delle prestazioni di Patrick. Però adesso la Ferroluce comunque va a trovare un buon tiro con Valentinus a segno dall'angolo. Per Valentinus, primo canestro dal campo. Cruz, step back, tiretto dal gomito dell'area, sbagliato da Gioensi. Franz Mucic parte dall'ala, Mucic va a depositare un ottimo layup, evitando anche la copertura difensiva. Bravo Mucic. Sasha Mucic, classe 1983, giocatore di sostanza. Poi Moschioni prova a forzare una situazione, commette anche fallo, bloccando la transizione offensiva romanese. 3:46 al termine del primo periodo, 14 la Tisana, 12 Lomas di Sonzo. La Trevisan Tisana ha anche esaurito il bonus, ecco perché regala tutti questi tiri liberi agli avversari. Nella circostanza in lunetta si ripresenta Giulio Valentinuz. (14 pari punteggio). 3:44 al termine del primo periodo. Moschioni Galli va a cercare guai in post basso, li trova tutti, ma subisce soprattutto il fallo da parte di Franz, che aveva difeso bene fino al momento del contatto. Due tiri liberi per Mattia Galli. Gazzoli si avvicina al canestro, poi subisce il fallo di Maran, no, anzi di Infanti, che si è fatto ingolosire dall'opportunità di stoppare un pallone. Poi Gazzoli e Infanti stesso ci spiegano. Gazzoli dice: sì, ma se mi tocchi è chiaro che se mi disturbi sul tiro io poi vado in lunetta e mi guadagno i tiri liberi. Marco Gazzoli in lunetta. Altro errore da parte della Trevisan, sempre 15 pari punteggio. Entriamo negli ultimi 3 minuti del primo periodo. Music vuole attaccare il canestro, trova Valentinuz oltre l'arco dei 6,75, sbaglia la tripla. Poi Cruz in qualche modo con Giovanni Infanti controlla il pallone, c'era anche un contatto tra Infanti e Gazzoli. La palla resta comunque a disposizione della Trevisan, la Tisana di coach Judic.
Cruz, post basso contro Mucic, prova a prendersi qualche rivincita dopo che Mucic l'ha messo in difficoltà più di qualche volta in attacco. Galli tenta qualcosa di molto difficile, espone la Tisana al contropiede 3 contro 1, gestito nel peggiore dei modi da parte di Simone Fini. Buon per lui che in qualche modo Mucic riesce a far carambolare il pallone sulle ginocchia di un latisanese. C'è un time out chiesto da Zucco a 2:25 dal termine del primo periodo su punteggio di 15 pari tra Trevisan Latisana e Ferroluce Romans. (2:19 al termine del primo periodo). Recupera il pallone la Tisana che poi lancia il contropiede con Infanti, servito da Malan. Giovanni Infanti si coordina e va a depositare il layup del +3, 18-15. Entriamo negli ultimi 2 minuti con la Ferroluce Romans in attacco con Fini. Serve Gazzoli da 3 punti, voleva pareggiare ma invece la palla si stampa sul primo ferro. Galli fa partire la transizione offensiva alla tisanese, chiamando in causa ancora Infanti che cambia mano e va a realizzare il suo 4º punto consecutivo che vale il +4, sì è giusto adesso punteggio 19-15, il +4 della Trevisan. 1:36 al termine del primo periodo. Mucic va via a Cruz che non può difendere granché bene essendo gravato di 3 falli, infatti manda a quel paese anche mezza squadra nonché il suo allenatore Joensi Cruz. Si lamenta di non aver avuto la necessaria assistenza in copertura difensiva e adesso Cruz è proprio uscito di testa dalla partita, commette un suo stupidissimo 4º fallo che costringe Juric a richiamarlo in panchina. E allora 9 minuti giocati in questo primo periodo per Joensi Cruz, 4 falli. Bye bye Joensi. Entra al suo posto il numero 4 Rubin, e Joensi che fisicamente potrebbe dominare le partite a questi livelli invece si accomoda in fondo alla panchina. Ma Joensi deve stare un po' più tranquillo. Mucic, c'è Infanti adesso su di lui, allora Mucic prova a combinare qualcosa di esperienza, subisce il fallo di Maran. Infanti aveva tenuto bene in difesa su di lui. Il fallo è di, occhio anche Moscioni, viene richiamato dall'arbitro. La prossima protesta c'è il tecnico. Tecnico Moschioni per proteste, ma allora ti richiama l'arbitro, ti dice la prossima tiro tecnico, stai zitto, vai a 20 metri di distanza, non proseguire. Ma io non capisco queste cose, questi giocatori. È la prima partita di campionato, forse la finale dei playoff, non giustifico ma potrei comprendere il nervosismo, ma la prima partita, fine primo quarto, ma bisognerebbe entrare nella testa dei giocatori qualche volta per capire che cosa succeda. Tanto Mucic sbaglia i tiri liberi, resta a -2 la Ferroluce Romans, 59 secondi al termine del primo periodo. Mentre a amministrare i liberi del tecnico c'è Valentinuz. Che sbaglia pure questo, quindi la Ferroluce Romans resta a -2. Mucic imposta l'azione, è entrato Gennaro con il numero 20 in maglia blu. Fini attacca canestro dritto per dritto, bel canestro di Fini, con coraggio è andato a intuffolarsi in mezzo alle maglie difensive della Trevisan. Rubin, servizio da Infanti. Rubin era stato marcato male da Fini, che però nella circostanza è fortunato perché Rubin si mangia un canestro in fadeaway abbastanza semplice, mentre lontano dalla palla c'è il fallo di Moschioni. No, fallo di Infanti. Fallo di Infanti lontano dalla palla. Io non la vedo bene.
Parlo con Carlo Alberto Sinisi. La Tisana non la vedo mica tanto bene, un po' troppo nervosi, un po' troppo disfunzionali. Cosa ne pensi? Bravo, l'hai detto. Questa è una squadra che non è serena e per essere il primo quarto del campionato, voglio dire, non a metà campionato, ma il primo quarto della prima partita del campionato, davvero, la pesa come te, li vedo maletto. Buono per la Tisana che comunque Romans continua a sbagliare tiri liberi in serie, per cui è 20-19 il punteggio a 17 secondi al termine. Non può andare, anzi sì, stavo per dire non può andare fino in fondo la Tisana, che infatti si fa rubrare il pallone a metà campo da Valentinuz, che realizza il 19-22. Allo scadere Rubin da metà campo sbaglia, c'era ancora un po' di tempo e poco manca che Valentinuz segna anche questo. Allora il primo quarto va in archivio sul punteggio di La Tisana 19, Ferroluce Romans 22. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo D'Or 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo D'Or 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo D'Or 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo D'Or 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Zanutta SPA, 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Secondo quarto di Trevisan Tisana contro Ferroluce Romans. In campo la Tisana in maglia bianca, Romans in maglia blu. 19-22 più 3 per Romans dopo i primi 10 minuti. La Tisana inizia molto meglio il secondo quarto perché nel finale del primo quarto aveva un po' deragliato, soprattutto da un punto di vista psicologico, con un paio di tecnici e un paio di scelte rivedibili. -1 Trevisan in attacco da Ferroluce con Fini. Bel movimento, Filippo Franz a canestro dopo finta e passaggio dietro la schiena. Altrettanto dall'altra parte fa Rubin. Franz, preso coraggio, Fini, quasi mi regalava un'emozione, poi però il suo tiro in estensione
in sottomano va sul ferro e Galli dall'altra parte subisce il fallo di Valentinus, che si è visto bugerare con una finta frontale da Mattia Galli, e messa in zona d'attacco per la Trevisan Latisana. 1,49 al termine del secondo quarto, più 1 Romance Latisana in attacco. Latisana è in campo con Mauro Maran, Giovanni Infanti, Moschioni, Rubin e Galli, mentre Rubin si prende un tiro da 3 punti fuori dagli schemi che Moschioni recupera con il balzo d'attacco, poi sprecato con un fade away moschicida. Romance è in attacco ora con Gennaro, Mucic, Fini, Franz e Valentinuz. Gli arbitri sono i signori Sagwes e Kenic. L'allenatore della Ferraluce Romance è Coach Zucco, l'allenatore della Trevisan Latisana è Jura Juric. Sul cubo dei cambi della Ferraluce c'è il numero 9 Matteo Candussi, che entra al posto di Valentinuz. Fini voleva pick and roll con Mucic, ma chiude bene la difesa della Trevisan, allora deve inventare qualcosa Franz, che prova a girare mezza difesa portando a spasso pallone. Candussi arriva al ferro, sbaglia appoggiando il tabellone, rimbalzo di Moschioni che fa ripartire il contropiede della Trevisan. Infanti passa la palla al custode invece che a Rubin, che stava tagliando dall'ala. Palla persa per la Trevisan. Juric in panchina si sta sgolando per dare una quadratura ai suoi. Ricordiamo che Juric non può contare né su Faloppa né su Carnielutti. Faloppa un problema alla caviglia, Carnielutti un problema al ginocchio. Dall'altra parte Zucco, la Ferraluce Romance senza Zemolin e senza Nanut, scusate se è poco. Moschioni arriva al ferro, subisce il fallo. Dai l'unità con i tiri liberi. 23-24 punteggio, 7,50 al termine del secondo periodo. Realizza Moschioni i punti del sorpasso latisanese, 25-24. Franz. Non era preciso il passaggio verso Mucic. Qui diciamo che l'errore è stato di Filippo Franz, che infatti va a chiedere scusa al suo compagno. Si salva la Tisana, che può riproporsi in zona d'attacco con Mattia Galli e Rubin. Rubin si vede la strada spianata verso il canestro, arriva fino sotto al tabellone del Romance, ma viene stoppato anche da Mucic. Il pallone era finito per Tegada e quindi Mauro Maran è andato fino là a recuperarlo. Si ritorna a giocare. 7,34 al termine del secondo quarto. La Tisana più 1, 25-24 in attacco. E infatti butta via un altro pallone. Si torna in attacco con la Ferraluce. C'è da asciugare il parquet. Quest'ultima partita del Basket Day. Mucic in post basso contro Galli. Mucic attacca il canestro, dritto per dritto, sbaglia. Galli riparte in transizione, viene agganciato da dietro da Gennaro, che lo trattiene.
fallo per Gennaro, primo fallo per lui, rimessa in zona verso la zona d'attacco della Trevisan Latisana, mentre coach Zucco manda in campo Gazzoli al posto di Filippo Franz. Maran. Rubin attacca Mucic dal palleggio. Mucic resta bene con l'attaccante latisanese, lo stoppa ancora. E già dall'altra parte Candusi, c'era anche potenziale infrazione di 3 secondi, mentre Fini trova bene Mucic sotto canestro e Mucic realizza indisturbato dietro le linee nemiche il +1 per la Ferroluce, mentre Moschioni subisce un altro fallo da parte di Gazzoli. Moschioni contro Gazzoli. Questo è un mismatch che la Tisana prova a sfruttare, lo fa bene Moschioni, che dice alla sua panchina: datemi il pallone, sono carico, ci penso io. Gazzoli, Candusi attacca dal palleggio, Candusi perde un altro pallone, Moschioni evita un difensore, serve sulla corsa Infanti che sbaglia un facile tiro dall'angolino e Fini ferma il gioco, rallenta il ritmo per cercare di servire Mucic sotto canestro. C'è un fallo qua su Mucic non rilevato dagli arbitri. Infanti serve il pallone a Moschioni che va di step back da 3 punti, sbaglia Moschioni, rimbalzo per Galli. Altro fallo subito da parte della Trevisan Latisana, il fallo è di Fini. C'è un cambio per la Ferroluce, esce Gennaro e al suo posto entra il numero 18 Manuel Blasco, esce anche Mucic al posto del quale è entrato il numero 15 Valentinuz. E allora facciamo un po' d'ordine. Il quintetto romanese formato da Blasco, Fini, Candusi, Gazzoli e Valentinuz, che subiscono adesso un bel canestro da parte di Infanti, mentre la Trevisan Latisana è in campo con Rubin, Moschioni, Maran, Infanti e Galli. Resta in zona d'attacco la Ferroluce, ma ora è +3 la Tisana. Gazzoli che serve un pallone a Rubin, 3 contro 1, bella azione, Rubin, Infanti Rubin, contropiede la Tisana, +5 per la Trevisan e time out immediato da parte di Zucco sul punteggio di 31-26 per la Trevisan a 5:17 al termine del secondo quarto. (5:17 al termine del secondo periodo). Trevisan Latisana in maglia bianca 31, Ferroluce Romans in maglia blu 26. In attacco Romans che cerca il post-up di Valentinuz, ma adesso questo schieramento con 5 esterni da parte della Trevisan sta dando un po' di problemi a livello di mismatch alla Ferroluce, mentre Galli, assist meraviglioso per Rubin, +7 la Tisana. Moschioni adesso recupera un altro rimbalzo, lancia il contropiede Maran che quasi segna, ma subisce in ogni caso il fallo di Fini. Vanifica un potenziale gioco da 3 punti Maran, un tiro di tocco, è stato sfortunato anche nel rimbalzo nella carambola. 4:34 al termine del secondo periodo, +7 la Tisana e Mauro Maran in lunetta con 2 tiri liberi.
realizza entrambi i personali a sua disposizione Mauro. Più 9 adesso la Tisana, che allunga questo secondo periodo prima dell'intervallo. Altro recupero da parte di Infanti, che si sta dando da fare nella metà campo difensiva. Moschioni in transizione, ha preso fuoco e adesso la Tisana va 38-26 più 12 Trevisan. 4 minuti e 10 secondi al termine del secondo quarto. Stoppata di Galli, che poi disturba Gazzoli senza però riuscire a impedire il canestro del numero 7 romanese. 3:50 al termine del primo tempo, più 10 Trevisan in attacco. Infanti contro Candussi. Infanti perde l'equilibrio, non riesce a realizzare. E c'è l'infrazione di passi da parte di Candussi da questa parte. Quindi altra palla persa per la Ferroluce. Infanti continua a insistere sul mismatch in post basso contro Fini. Palla arriva dietro l'arco dei 6,75 a Rubin, che spara la tripla ma la sbaglia. Tripla frontale. 3 minuti e 10 secondi al termine del primo tempo. Prova a imbastire qualcosa a Ferroluce. Ci stava anche il tiro da fuori da parte di Fini, con Mucic era già pronto al rimbalzo, ma Fini decide di passare la palla al suo pivot, che era in area da tempo immemorabile. Immediata l'infrazione di 3 secondi. Galli palleggia il tiro sbagliato da Mattia Galli. Mucic contro Moschioni, tiro sbagliato da parte di Mucic, e Moschioni ha una mezza idea di tirare, la concretizza. Poco manca che realizzi la tripla in transizione, forse un po' forzata, ma Moschioni è questo tipo di giocatore, tende a prendersi questo tipo di scelte. Passaggio rischioso di Mucic verso Fini. Palla arriva Gazzoli, sbaglia, non tagliato fuori. Mucic prova a realizzare il tap-in, ma poi gli sfugge il pallone. Moschioni dice: aspetta che ci penso io. Marang sull'assist di Moschioni segna col fallo della difesa e la Tisana torna avanti di 12. 40-28 a 2:14 al termine del secondo periodo, e Marang va in lunetta col tiro libero supplementare. Time out chiesto da Andrea Juric. Aggiuntivo assegno da parte di Marang dopo il time out. 2:12 al termine del primo tempo. La Tisana va al massimo vantaggio di più 13 sul 41-28. C'è poi un contatto fortuito ma falloso da parte di Marang su Mucic. Messa in zona d'attacco per la Ferroluce. Valentinuz si gira e si volta in post basso e realizza il meno 11. 41-30, ultimi 2 minuti del primo tempo, con Infanti che segna ancora col fallo di Mucic. È stato preso messo in difficoltà dalla piroetta di Infanti, che è stato bravo a sostenere il contatto fisico segnando e subendo anche il fallo, per cui potenziale il gioco da 3 punti per Giovanni Infanti. E torna a più 13 la Trevisan Tisana, con l'opportunità di garantirsi il massimo vantaggio, sempre che Infanti realizzi il tiro libero. Così è. Per cui aggiorniamo il massimo vantaggio Trevisan su 44-30 più 14 a 1:47 al termine del primo tempo. Valentinuz, bel canestro da 3 punti per tamponare la falla. Chi
da meno 11 suoi. Siamo già nell'ultimo minuto e mezzo di questa prima frazione che la Trevisan ha interpretato un po' meglio in questa parte finale del secondo quarto. Mentre c'è una sostituzione con Judic che manda in campo De Candido al posto di Mauro Malan. E Rubin sbaglia il primo tiro libero. 1:17 al termine del primo tempo. Realizza il secondo tiro libero Rubin, cambio anche per la Ferroluce, esce Music, rientra Gennaro. Per cui quintetti in campo: Ferroluce, Valentinuz, Fini, Gazzoli, Gennaro, Mucic. La Trevisan invece Giovanni Infanti, Rubin, Galli, De Candido e Moschioni. Mucic l'ha doppiato. Fa viaggiare il pallone verso Gennaro sul lato debole, infila la tripla. Gennaro, tiro aperto, bel passaggio anche di Valentinuz con i tempi giusti, ha regalato l'opportunità del tiro da 3 punti al compagno che l'ha sfruttata degnamente. Resta a meno 9 la Ferroluce, adesso Galli prova a rendere la pariglia, segna da 2 punti Mattia Galli, sono 2 punti. Aveva il piedone sull'arco dei 6,75. 4-7, 3-6. 35 secondi allo scadere. Mucic, francobolla Galli che certamente a livello d'altezza può starsi, ma a livello di tonnellaggio no, con Mucic. Moschioni vuole un tiro, Andrea Juric. C'è discrepanza di 2 secondi tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Non era male l'idea di Moschioni verso Infanti, che aveva tagliato backdoor, però il passaggio è stato sbagliato. 8 secondi, se ne è accorto. 6 secondi, deve andare al tiro. Fini, 5 secondi, 4, 3, 2, 1 secondo. Mucic allo scadere, in faccia Giovanni Infanti, e Andrea Juric si inalbera parecchio con i suoi giocatori. Primo tempo va in archivio sul punteggio di Trevisan Latisana 47, Ferroluce Le Mans 41. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità.
CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta SPA. 20 punti vendita. La passione di una famiglia. La professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Secondo tempo di Trevisan Artigiana contro Ferroluce Romans, 47-41 al punteggio, più 6 per l'Artigiana, che ha avuto anche 13 punti di massimo vantaggio, salvo poi subire un rientro da parte di Romans, che proprio in chiusura di secondo quarto ha segnato con Valentinus una tripla allo scadere, che ha dato un pizzico di inerzia alla Ferroluce, che prosegue con Valentinus che danza nel pitturato e realizza almeno 4 per la Ferroluce, che però poi perde contatto in difesa. Bel passaggio di Galli per Rubin, che ristabilisce le distanze. 4-9, 4-3 più 6 l'Artigiana. Ferroluce in campo con il numero 6 Franz, il numero 14 Fini, il numero 13 Mucic, il numero 15 Valentinuz, il numero 7 Gaggioli. Mucic in post basso, ripost di Mucic contro Galli. Mucic va di fade away, poco manca che segni, la palla è per la Trevisan. Artigiana in attacco con il numero 10 Moschioni, il numero 4 Rubin, il numero 9 Giovanni Infanti, il numero 5 Galli, il numero 8 Maran. Galli, paio di tiri sotto canestro anche col tap-in sulla seconda opportunità, subisce il fallo di un difensore, va in lunetta con 2 tiri liberi. 8:40 al termine del terzo periodo. L'Artigiana 49, Romans 43. Sbaglia il tiro libero Mucic.
Dall'altra parte prova Rubin a approfittare della disattenzione difensiva della Ferroluce, sbaglia Rubin un paio di circostanze ma recupera anche il suo rimbalzo offensivo, per cui altra azione d'attacco per la Trevisan. Ancora Rubin dall'angolo stavolta, tiro corto. Mucic, anzi Valentinuzzo può far ripartire la transizione offensiva della Ferroluce, chiusa da Fini con un fallo subito da parte di Infanti. Il Lunetta con i tiri liberi. Fini, giovane di belle speranze, che già l'anno scorso ci ha fatto vedere qualcosa di interessante a livello di Serie C regionale. 51 la Tisana, 45 Romans di Sonzo, 7,50 al termine del terzo quarto. La Tisana con Rubin, manovra per linee esterne, poi va a cercare il post-up di Galli. Rubin libero di tirare. Non ho capito perché Gazzoli era andato proprio in tutt'altra direzione. Adesso ancora la Tisana recupera un pallone, lanciando in contropiede Giovanni Infanti, che poi sistema i piedi, accolcia il passo e va a realizzare il più 9 per la Trevisan, il più 10 per, il più 11 per la Trevisan, 5, 6, 4, 5. 7 e 15 al termine del terzo quarto. Prova a allungare di nuovo la formazione di coach Judic, che aveva iniziato in vero maniera che da destare parecchie perplessità nel primo periodo, salvo poi ritrovare la strada maestra e garantirsi questo vantaggio che Romans già in un paio di circostanze ha provato a ricucire. Vediamo se succederà ancora una volta. Beh, l'imbalzo di Mucic. Resta in attacco da Ferroluce, riciclato a 14 km del possesso. Gazzoli quasi combina un pasticcio sull'attacco di Rubin, deve affrettare i ritmi Valentinuz. Spara una... Dall'altra parte Rubin, palombella per Infanti, che dall'altra parte della Covaleno al volo in alley-oop realizza il più 14. Trevisan 58 a 44. Dopo il time out la Ferroluce prova a riportarsi in zona d'attacco. Franz ci vuole il post up di Valentinuz con Rubin in difesa. Valentinuz commette infrazione di passi. E Maran invece in acrobazia da questa parte fissa il più 15. 6-0-5-5 per la Trevisan. Romans non benissimo in questo frangente dell'incontro. Mucic, tiro da 2 in allontanamento. Infanti. Maran vuole Galli, alla fine la palla arriva a Infanti, che deve giocare 1 contro 1 contro Valentinuz. Fade away sbagliato. Dall'altra parte sbaglia anche Franz, ma Mucic si fa valere l'imbalzo d'attacco e fissa il meno 13 per i suoi. 6-0-4-7, 5-19 al termine del terzo quarto. Lontano dalla palla c'è un fallo di Fini ai danni di Maran.
5:16 al termine del terzo quarto. 6-0, 4-7 punteggio da Tisana, più 13 e palla in mano. Rubin, serve Maran oltre l'arco dei 6,75, spara la tripla, Maran la sbaglia. Può ripartire la Ferroluce. Gaggioli, Filippo Franz attacca Galli sul palleggio. Galli resta con lui ma fallosamente. Difatti Juric spiega a Galli che Franz va sempre a sinistra, allora mandalo a destra. Franz l'ha mandato a destra, sono 2 punti di Filippo Franz. Gran canestro del numero 6 della Ferroluce. 6-0, 4-9, meno 11 per la squadra di coach Zucco. Infanti, Rubin vuole attaccare 1 contro 1 Mucic perché rileva il mismatch. Rubin alla fine si trova libero di scoccare la tripla nonostante l'opposizione di Gaggioli. 6-3, 4-9 il punteggio, 4-25 al termine del terzo quarto. Più 14 Trevisan, ha avuto 15 punti di massimo vantaggio. Grande l'assist di Valentinuz per Mucic, ha tagliato dietro le linee nemiche. Rubin a 3 punti, no, da 2. Aveva il piede sull'arco dei 6,75, gli ha dato 2 punti. 2 punti per Rubin, ma buoni per il più 16, e questo sì è il massimo, più 14, 6-5-5-1. 3,49 al termine del terzo quarto. Valentinuz, palleggio del tiro sbagliato da Valentinuz, lotta Mucic al rimbalzo e lui l'ultimo a toccare. Sarà la Trevisan a Tisana che si riporta in zona d'attacco, mentre c'è un cambio con Juric che scongela dalla panchina Joensi Cruz, che aveva 4 falli dopo 8 minuti di gioco, al posto di Infanti. Vediamo se Joensi riesce a incidere sulla partita come potrebbe. Palla arriva in qualche modo a Galli che salva una situazione scabrosa. Maran verso Galli, ma la magia di Maran dietro la schiena. C'era un fallo su Galli, se segnava andava diritto nella top 5 della giornata, che vi consiglio di seguire sul nostro sito web www.fvgsportchannel.com. Esce Valentinuz, entra Gennaro. Zucco prova a scombinare i piani dal punto di vista tattico per cercare la quadratura del cerchio, che fino a questo punto non ha ancora trovato, trovandosi a meno 14 su 6-5-5-1, diventa 6-6-5-1 con Galli in lunetta. - 6-7-5-1 più 16, questo è il massimo vantaggio della Trevisan a 3:20 al termine del terzo quarto. Zingarata di Franz, si spegne sul primo ferro. Galli mette le promozioni, che serve Cruz a rimorchio, viene stoppato da Mucic con il tempismo giusto. Adesso Mucic poi prova ad attaccare, arriva al ferro, va in sottomano, sbaglia Mucic, poi il rimbalzo è per Moschioni. Ci sarebbe stato Maran in contropiede, alla fine però il pallone viene gestito dalla Trevisan a metà campo contro la difesa schierata. Galli si aiuta su Franz, riciclato a 14 il cronometro del possesso. Maran subisce fallo. A un certo punto mi sono girato verso il cronometro dei 14 secondi, che segnava 34 secondi invece che i 14. È stata una bella cosa. Dobbiamo ancora aggiornare i software probabilmente. Certo, se poi la federazione internazionale cambia queste regole ogni estate, è chiaro che si fa fatica poi a essere sempre al passo coi tempi tecnologicamente parlando. Rubin, però Cruz commette infrazione di 3 secondi spedendo il pallone fuori. Candussi
nell'angolo per Gennaro che attacca Galli, la palla arriva nell'angolo a Music, sospensione abbondante, tiro sbagliato. Ultimi 2 minuti del terzo quarto con l'Atisana in totale controllo della situazione. Galli. Cruz prova a farsi vedere, sfortunato, la palla entra ed esce. Transizione offensiva della Ferroluce. Franz da 3 punti, sbaglia Filippo Franz, a rimbalzo il fallo è di del numero 13 Joe Ensi. Cruz che saluta la partita con 5 falli. Ha toccato 5 palloni in tutto l'incontro? No, secondo me no. Joe Ensi è il quinto fallo. Sì. Difatti non voleva uscire Joe Ensi, dice fatemi fare almeno un tiro, che al suo posto entra in campo Giovanni Infanti. E in lunetta c'è Mucic. Due su 2 per Sasha Mucic. Riporta a meno 14 i suoi 6-7-5-3. Infanti attacca subito Mucic, sbaglia, a rimbalzo il fallo è di Galli ai danni di Franz. No. Sì, il fallo sì, è di Galli ai danni di Franz. Sì. La spinta è evidente, infatti mi sembrava strano che dalla panchina lattisanese litigano anche Judic e Cossaro, che l'assistant coach che si era alzato per protestare. Judic dice protesto io, tu stai tranquillo. Però questo mi sembrava un fallo evidente da parte di Mattia Galli. No, capisco le proteste della panchina lattisanese, stiamo tranquilli. 1:23 al termine del terzo quarto. Franzi Lunetta con i tiri liberi. Due su 2 per lui. Cosa è successo? Problemi con il cronometro? Sì, giustamente l'arbitro dice sì, però se non fate partire il cronometro sarebbe il caso di fermare il tempo e capire se ci sia qualche problema tecnico. In realtà tutto normale. Infanti sulla palla, mancano 8 secondi allo scadere dei 24 a disposizione della Trevisan per andare al tiro. Infanti al ferro, sbaglia, rimbalzo di Malan, altri 14 secondi per l'azione offensiva della Trevisan. Mossioni si fa stoppare da Mucic, che credo sia alla quinta o sesta stoppata di questa partita. A rimbalzo il fallo è di Malan. Questo ultimo minuto del terzo quarto, di questo terzo quarto che non vuole terminare, lunghissimo. Franz in lunetta coi tiri liberi. Segna Franz il secondo, 6-7 la Tisana, 5-6 Romance, che allunga un po' anche la difesa, si piazza poi a zona 2-3 la squadra di Zucco, ma là nell'angolo, palla arriva a Moschioni, posizione frontale, tripla, che pesa malapena al ferro, ma la palla rimane in possesso della Trevisan. 38 secondi al termine, 9 per completare l'azione a disposizione dei giocatori in maglia bianca e Galli. Serve in questo caso il custode della palestra, c'è anche il vice sindaco e assessore allo sport di Lignano Vico Meroi là nell'angolo vicino alla colonna.
venuto a gostarsi questo Basket Day. Lignano che ospiterà il Basket Day di Serie D nel prossimo weekend. E io sto quasi pensando di affidare a Carlo Alberto Sindici la telecronaca di almeno 8 partite delle 11 in programma. Carlo Alberto mi dice di sì con la mano, per cui ha soldato. 31 secondi al termine del terzo quarto, 6-7 Trevisan Artisana, 5-6 Ferraluce Romans. ...27 secondi al termine del terzo quarto, Filippo Franze in attacco, subisce una serie di contatti ma alla fine mette in ritmo Candussi per il tiro da 3 frontale. Candussi tira una padellata sul tabellone, 2 contro 1 il contropiede della Trevisan. Mancano 10 secondi allo scadere del terzo quarto, allora chiede un tiro Juric. Esaudisce il bonus anche la Ferraluce, quindi buono il fallo di Gennaro che ha spezzato la manovra offensiva della Trevisan, permettendo alla Ferraluce di riposizionarsi in difesa. E adesso 8 secondi, riposizionamento che vale il recupero. Mucic ci prova dalla distanza allo scadere, proprio sulla sirena di un terzo quarto che va in archivio sul punteggio di Trevisan 67, Ferraluce 56. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Pub Pizzeria Lemon, molto più che una birreria. A Fagagna, sulla statale che porta a Spilimbergo, Albano e il suo staff ti aspettano per passare insieme, in un ambiente confortevole, una piacevole serata fatta di sport e ben mangiare, cucina bavarese, le migliori birre e un'infinita varietà di gustosissime pizze. Il tutto con il maxi schermo per non perdersi nemmeno una partita di calcio. Il Lemon ti aspetta a Fagagna, in via Spilimbergo 220, Lemon Pub, per non farsi mancare nulla. Zanutta SPA, 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa.
Quarto periodo di Trevisan Latisana contro Ferroluce Domans, 6-6-5-6 il punteggio. Più 10 Trevisan che diventa, no, resta più 10 dopo la tripla sbagliata da parte di Mauro Marani. E al rimbalzo Giovanni Infanti subisce il fallo di Gennaro. Mozioni Giovanni Infanti, sembra la zona la difesa della Ferroluce. Rubin più 12 Trevisan, 6-8-5-6. Candussi viene stoppato da Galli che adesso aiuta anche in difesa. Rubin, Mozioni mette il ritmo Giovanni Infanti. E ancora Rubin mette il suo timbro anche su questi due punti che riportano a più 14 la Trevisan, 7-0-5-6. Franz, bravo, al ferro, con coraggio arriva a realizzare. Ex Alba Colmons, Filippo Franz. Galli adesso smista palloni. Rubin, Infanti, Moschioni da 3 punti, sbaglia e il ribalzo è per Candussi. Adesso spinge il contropiede. Gennaro da 3 punti, Gennaro da 3, sbaglia, vola Muccic al rimbalzo. La palla è comunque per la Trevisan che adesso in difesa ha stretto Viti a manetta. Galli! Era un passaggio alla Magic Johnson. Infanti sbaglia il jump. Franz costo costi di Filippo Franz come uno slalomista nella migliore specie va a realizzare il meno 10. Sbaglia Rubin dall'angolo, a rimbalzo il fallo è su Giovanni Infanti. Rubin, Moschioni, la palla è là per Galli a cui sfugge la boccia come una saponetta. Si ripropone in zona d'attacco con Music, la Ferroluce. Franz mette in ritmo Valentinuzza, extra pass per Gazzoli che spara una tripla, tabellata micidiale. 7 minuti al termine, la Tisana è a più 10 e palla in mano. Galli dall'angolo, Infanti, arriva Rubin dal lato debole. Sbaglia Rubin, quindi prova a ripartire la Ferroluce. Occhio che non è finita comunque perché 10 punti di margine non sono granché a 6,45 dal termine. Qui c'è ancora possibilità per la Ferroluce. L'importante però è riuscire a gestire la situazione in meglio di come stiano facendo ora i giocatori di Zucco. Con Music sbaglia un facile layup, Mucic non prende il rimbalzo offensivo e quindi si salva la Trevisan che gioca un po' al gatto col topo. Adesso Maran attacca il canestro.
Palla per Infanti che commette infrazione di passi in partenza, ma viene perdonato e alla fine con un jump da centro area realizza il più 12 per la Trevisan. 7-2, 6-0. Gaggioli aggira Galli, ma poi viene stoppato dal numero 5 latisanese. Valentinuz in fade away, bravo Giulio Valentinuz. Dubin da 3 punti, tiro sbagliato, ma in qualche modo siamo arrivati a 5 minuti e 40 secondi al termine della partita. Music mette in rimborso ancora Valentinuz da 3 punti, si stampa sul ferro la palla e rimbalzo per Maran che fa viaggiare Infanti. Infatti prova il cost to cost, rientra bene la difesa romanese e allora si gioca a schieramento difensivo schierato. Galli da 3 punti, Galli, la palla si impenna e poi tocca la struttura, per cui palla persa per la Tisana e time out chiesto da coach Zucco sul 72-62, 7-2-6-2 a 5-16 al termine del quarto periodo. In attacco la Trevisan dopo il timeout, 72-62 il punteggio, più 10 per gli uomini di Juric. Provano con Rubin ad arrivare al ferro, viene stoppato da Valentinuz, forse fallosamente ma non così per gli arbitri, quindi Valentinuz gestisce la transizione offensiva. Musis da 3 punti, sbagliato il tiro, però c'è Mucic al rimbalzo d'attacco. Per il meno 8 Romans, 4-26 al termine. Non è finita, state fermi, incollati lì. Moschioni da 3. Vuole non essere d'accordo con il mio assunto e piazza la tripla del più 11. Gaggioli per Mucic che viene stoppato da Galli. Poi la palla gli carambola addosso, per cui resta in zona d'attacco da Ferroluce. Chiama cambio di difesa Juric. Vuole la zona adesso. Valentinuz. Serve Franz. Deve andare al tiro la Ferroluce perché scadevano i 14 secondi. Palla persa con la panchina che si... Infatti dalla panchina hanno chiamato Valentinuz e ha detto Giulio tira, perché stavano scadendo 24 secondi, l'hanno detto anche. Qui errore di deconcentrazione da parte di Valentinuz. Infanti contro Mucic, la palla arriva a Moschioni, no, non arriva perché c'è Gaggioli che prova l'intercetto. Galli cambia mano in hesitation, Mattia Galli. 7-6, 7-7, 6-4 la Tisana. Il lunetta con i tiri liberi Filippo Franz. Romans che deve rimontare 11 punti, diventano 10 col gioco da 3 punti a segno da parte del playmaker di Corbons. 3 minuti e 18 secondi allo scadere. La Tisana in attacco con Moschioni, spara un'altra tripla, questa un po' senza ritmo e forzata. E già dall'altra parte Fini. Vuole servire Mucic, ma interviene ancora Galli che devia il pallone. Rimessa in zona d'attacco per la Ferroluce. Gaggioli mette di nuovo Valentinuz che spara la tripla, la sbaglia e rimbalza di Moschioni.
Moschioni che fa la voce grossa. A 3 punti Moschioni. Fadeaway sbagliato, anche questo era forzato. Moschioni poteva forse giocare un po' meglio, anche perché poi non c'erano spaziature. Difatti Judic dalla panchina urla ai suoi: giochiamola, non buttiamo in questo modo le nostre opportunità di mismatch. Per esempio vedrei bene un Galli in post-up, visto che non ha avversari che possano tenerlo fisicamente. Buona anche l'idea di Infanti in post medio, e difatti subito si garantisce un fallo subito. Questo è il terzo fallo di squadra da parte della Ferroluce. Ne ha uno solo di squadra la Trevisan Latisana. Ritmi abbastanza blandi, stiamo penetrando negli ultimi 2 minuti di gioco. Infanti segna col fallo di Mucic in acrobazia. Giovanni Infanti, il 7-9-6-9 per la Trevisan Latisana a 2:11 dal termine del quarto periodo. Tiro libero supplementare per il numero 9 di Rivignano. Sbaglia il supplementare Infanti, si resta a più 10 la Trevisan, per cui ultime cartucce da sparare per la Ferroluce, entrando ora negli ultimi 2 minuti di gioco. Valentin Nuz, evidentemente stanco, non arriva neanche al ferro, ha ancora garra per lottare Mucic, che recupera l'imbalzo d'attacco e subisce il fallo di Moschioni. Mancato il tagliafuori da parte della Trevisan. Per Moschioni è il fallo personale numero 5, per cui anche Moschioni saluta la contesa. Moschioni al quinto fallo, per la Tisana entra il numero 11 Capitan Fantini. No, invece dal quinto fallo di Infanti. Moschioni resta in campo, comunque Fantini è sceso sul parquet. Sfortunato Gazzoli, la palla è per Galli. Rubin. Maran mette in ritmo Rubin, extra pass per Galli che piazza la tripla, segno Mattia Galli, ed ora è più 13 per la Trevisan, 8-2-6-9, 1:35 al termine. Questo sa tanto di canestro, se non decisivo, certamente determinante nell'economia di questo risultato. Certo, a me fa specie che Andrea Judic debba spiegare ai suoi giocatori la tecnica del tagliafuori. Sono tutti grandi, grossi, vaccinati e giocano da anni. Si arrivi a questo livello, anche se è solo Serie C regionale e non sai fare tagliafuori, mi sovviene qualche dubbio. Idem anche in questa circostanza con Mucic, che può andare a prendere il rimbalzo d'attacco e si guadagna anche i tiri liberi per il fallo di Fantini. Zero su 2 per Mucic, 1 minuto e mezzo al termine. Moschioni in palleggio con Galli, palla arriva a Maran e alla fine Galli, canestro di carambola per Mattia Galli. Poi Lomas sull'asse Fini, Gazzoli perde un altro pallone. E adesso ultimo minuto sul più 15 per la Trevisan. La Ferroluce pare averla data su, per cui possiamo commentare anche con Carlo Alberto Sinici con questo canestro di Rubin che mette la parola fine e tappa la
bottiglia di Refosco imbottigliata. Alberto, il tuo commento su questa partita? Non poteva che finire così, perché ho visto una superiorità troppo schiacciante da parte del Latisano. Obiettivamente, cioè, il Romans mi è sembrato poco a cosa, a parte Mucic che povero adesso non ha più neanche l'ossigeno che le arriva al cervello, quindi ha sbagliato anche i 2 liberi, però eccolo, lo vedo che barcola e ciondola, che adesso non ce la fa più, povero. Per il resto, cioè, Valentinus, Franz, bravo per l'amore di Dio, però la Tisana ha troppa qualità, insomma, per non vincere facilmente, anche perché si è complicata la vita da sola una partita come questa. Non mi spiego, continuo a non spiegarmi tutto il nervosismo, insomma, a partire dall'allenatore Juric e poi via via i suoi giocatori. Questa è una partita facile, secondo me, che probabilmente andava vinta anche prima. Grazie a Carlo Alberto Sindici. Alla fine la Tisana ha dilagato. Questa tripla finale di Gaggioli limita il punteggio a meno 18, 90-72 il finale della Trevisan sulla Ferroluce Romans, e chiudiamo questo Basket Day